Parliamo di una civiltà della Sardegna preistorica che viene chiamata civiltà di San Michele. È una cultura del Neolitico recente che va dal 3800 al 2900 anni a.C. Si chiama di San Michele perché i primi materiali con queste caratteristiche vengono rinvenuti nella grotta di San Michele dentro l'abitato di Ozieri. Infatti questa è detta anche cultura di Ozieri o di San Michele. Questa cultura si caratterizza soprattutto per essere stato un periodo dal punto di vista sociale molto evidentemente molto pacifico, con diffusione evidentemente anche di un certo benessere da parte delle popolazioni della Sardegna. Perché questo? Da cosa lo deduciamo? Lo deduciamo dal fatto che per esempio i villaggi non sono circondati da mura, quindi non ci sono sistemi di difesa, quindi questo indica che la civiltà era un periodo, seguiva un periodo di pace, quindi i tanti vivevano in un ambito sereno e pacifico ed avevano anche la possibilità di pensare non solo all'indispensabile, ma anche al superfluo. E questo lo deduciamo da una grande varietà, per esempio, di materiali dal punto di vista ceramico, ma anche da una grande varietà di elementi, di elementi decorativi anche all'interno delle loro tombe, come le Domus Deianas. Sono in questo periodo che nascono le Domus Deianas e soprattutto in questo periodo vengono scolpiti, graffiti o incisi il simbolo del toro all'interno della tomba, che è l'elemento maschile che fa da contraltare alla figuretta della Dea Madre che il defunto in genere tiene fra le mani e che viene rinvenuto appunto nelle sepolture. Adesso vogliamo parlare soprattutto della ceramica, perché vogliamo presentare alcuni reperti, alcuni vasi. Allora, la ceramica è una ceramica, come ho appena detto. In seguito vedremo dei piatti inediti. E facendo quindi un discorso generale sulla ceramica del periodo di San Michele, notiamo una grande varietà di forme, una buona perfezione dell'esecuzione della forma stessa, con dei torni a bassa velocità magari, però danno una certa perfezione nell'esecuzione, ma soprattutto con una grande ricchezza di stili di decorazioni. Spesso addirittura i pieni sono superiori ai vuoti, cioè le campiture dei disegni realizzati all'esterno di questi vasi spesso sono di una superficie superiore a quella che invece viene lasciata, per così dire, in bianco. La ceramica è caratterizzata da quasi una superficie nera lucida finale, con le incisioni eseguite con uno strumento tagliente, incisioni profonde che disegnano zig-zag, rombi, triangoli, losanghe, varie figure geometriche che inseguono, che vanno all'esterno del vaso, creando delle corone, delle stelle. Queste campiture sono eseguite con del tratteggio fitto o anche meno fitto, ma con una certa, con un segno, diciamo così, abbastanza spontaneo. Infatti è visibile in queste esecuzioni una esecuzione che tende alla simmetria, ma non c'è una simmetria perfetta. Questo denuncia il fatto che l'artigiano, l'artista, eseguiva queste decorazioni seguendo un suo disegno che aveva in mente, senza predisporre prima dei punti fondamentali, quasi come se fosse un canovaccio sul quale poi eseguire l'opera. Diamo uno sguardo a questi piatti, denominati in questo caso sono piatto A, B, C e D. Provengono dalla necropoli di Molia Illorai e sono il primo, denominato A, ha un diametro di 28 cm, da una decorazione all'esterno ed anche all'interno. Il piatto ha una profondità, uno spessore di 5 cm e mezzo. Vedete che l'interno ha una serie di triangoli tutto attorno all'orlo, dei festoni che seguono l'orlo medesimo, e poi queste decorazioni che vanno verso il centro con 3 fasce ondulate che diventano cioè delle fasce ondulate triple, a 3 triple. Questo lo cancellerò. Il piatto, adesso vediamo il piatto B.
Il piatto B ha una bellissima decorazione, come potete vedere, all'esterno, solo all'esterno. All'interno non abbiamo nessuna decorazione ed hanno una altezza di 5 cm anche in questo caso, mentre il diametro è di 24 cm. Vedete che qui abbiamo delle fasce ondulate o arcuate sulla sinistra e sulla destra, le due triangolari si incontrano al centro del piatto stesso e hanno anche queste campiture con triangoli riempiti e fasce, anche queste sempre campite con dei tratti abbastanza marcati. Vediamo adesso il piatto denominato C, con un diametro di 25, quasi 26 cm, un'altezza di 4 cm. Questo è decorato invece solo all'esterno. Da questi frammenti, da questi due frammenti, si è ricostruito tutta la decorazione. Vedete che abbiamo una serie di triangoli all'esterno, poi abbiamo questi festoni, prima arcuati all'esterno, poi con triangoli sovrapposti verso il centro, con un cerchio che poi è circondato da altri triangoli. Vedete che la decorazione non ha una perfezione geometrica, sembra quasi eseguita appunto così spontaneamente dall'artista mentre lavora. L'interno, in questo caso l'interno di questo vaso, una decorazione molto semplice, c'è solo l'orlo decorato, come potete vedere in questo disegno. Per ultimo abbiamo questo piatto denominato lettera D, ha un diametro di 23 cm, un'altezza di 5 cm, ha una decorazione esterna con queste fasce che si rincorrono per tutto l'esterno del piatto. Queste fasce non sono ondulate, come potete vedere, sono colline spezzate, campite anche queste con un tratteggio abbastanza marcato. L'esterno, verso l'interno, cioè abbiamo invece una decorazione molto più semplice. Vedete che sono questi semicerchi che creano questo festone che gira tutto attorno all'orlo del piatto. Questi sono 4 piatti, abbiamo già detto da dove provengono, sono della cultura di Ozieri, hanno un aspetto nero lucido finale e sono appunto anche questi caratterizzati da questa esecuzione